Vesalio, Monreale, Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocar. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto. Allora, 26esima e ultima giornata del campionato di Serie B. Quest'oggi il Città di Sesto Calcio a 5 celebra la promozione in Serie A2 davanti al pubblico amico. Sarà sostanzialmente una festa quest'oggi contro il Real Cornaredo, che non ha nulla da chiedere ancora a questo campionato. E allora dunque questa partita la andiamo a presentare in compagnia dei due ospiti. Si tratta di Simone Floris, preparatore dei portieri del Città di Sesto, e di Marco Spingola, invece preparatore atletico. Iniziamo dal preparatore dei portieri, anche per offrire insomma la tua prospettiva rispetto a questa annata. Non è stata semplice, da 2 settimane sostanzialmente siete in vacanza. Qual è la tua lettura, direi a tutto tondo, di questa annata? Allora, l'annata è stata dura, difficile, purtroppo abbiamo perso punti inizio campionato, poi con l'avvento del nuovo mister siamo riusciti nel giro di ritorno a recuperare e portarci in vantaggio di 6 punti, quelli che ci hanno permesso poi di festeggiare con 2 giornate d'anticipo. Oggi è l'ultima partita, per fortuna la facciamo in casa davanti al nostro pubblico per festeggiare e per iniziare già mentalmente a pensare alla prossima stagione in A2. Marco Spingola, abbiamo detto preparatore atletico. Allora, che stagione è stata dal punto di vista atletico, direi, per il Città di Sesto? Una stagione, come abbiamo detto pochi secondi fa, non semplice. Come l'avete gestita anche da questo punto di vista? Allora, dal punto di vista atletico per me è stata una stagione ricca di soddisfazioni, formidabile, in quanto tutti i rappresentanti di questo gruppo sono stati anche miei compagni di squadra, quindi conoscendoli nei loro pregi e nei loro difetti ho saputo applicare tutte le mie conoscenze al meglio. Diciamo che è andata liscissima, li ho sempre visti, sono sempre stati in forma, abbiamo sempre dato il massimo in qualsiasi situazione. Sappiamo che la Serie B è un campionato anche abbastanza fisico. Ci sono stati magari degli aspetti che avete curato di più rispetto ad altri? Sì, ne abbiamo curato diversi. È difficile soprattutto riuscire a dare il massimo, ma stando sempre attenti a non andare oltre, a rischiare gli infortuni. Però siamo riusciti anche in questo e ho sempre visto i ragazzi a un ritmo di gioco elevatissimo, ne sono soddisfatto e fiero. Simone, quest'oggi si festeggia contro il Real Cornaredo, praticamente si chiude un cerchio, perché nella partita d'andata ci fu una straordinaria rimonta, si perdeva 4-0, finì 4-4, allora era -6 sul Carmagnola, poi si è finito a +6, insomma un bel modo per chiudere la stagione. Sì, sì, finiamo dove abbiamo iniziato la vera e propria rincorsa. Per fortuna, come dicevo prima, ce la giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, si festeggia. Quanto è stato importante anche il pubblico, ti chiedo? Assolutamente sì, infatti ci tenevo a ringraziare tutti, ci hanno sostenuto sempre e comunque. Ripeto, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta e oggi si festeggia. Simone Floris, scusami, Marco Spingola, ti chiedo che clima si è creato all'interno dello staff. C'è stato un avvicendamento, però molto spesso l'unione anche da questo punto di vista fa la forza. L'unione fa la forza e penso che sia stata proprio la cosa che alla fine ci ha salvato e ci ha aiutato a recuperare, perché qualche mese fa non la pensavamo così. Fortunatamente l'arrivo del mister ci ha aiutato, ha unito il gruppo ancora di più e è andata poi tutto in discesa. Secondo te, Simone, dove bisognerà agire magari per rendere questa squadra ancora più competitiva in vista della Serie A2? Penso che Il livello di esperienza è già notevole. in assoluto avremo bisogno magari di avere 2-3 giocatori in più, in modo da avere più rotazione, perché la 2 comunque dal punto di vista atletico è più importante, più prestante, quindi
penso che tenendo tutto il gruppo e mettendo 2/3 giocatori possiamo fare un ottimo campionato da 2. Per chiudere, Marco, ti chiedo, secondo te qual è stato il segreto? Abbiamo parlato dell'unione del gruppo, abbiamo parlato di quella partita a Cornaredo, una partita d'andata chiave praticamente di tutta la stagione. Secondo te dov'è il segreto di questa rimonta straordinaria nella seconda parte di campionato, in cui, ricordiamo, sono stati vinti praticamente tutti gli scontri diretti in trasferta? Esatto. Penso che il segreto sia stato solo nel non mollare mai, perché noi comunque abbiamo affrontato il campionato, secondo me, sempre nello stesso modo, con la stessa testa. Niente, io lo ripeto, scusate, ma l'arrivo del mister è stato il fattore chiave, il fattore in più che ha riunito ancora di più questo fantastico gruppo. Noi ci conosciamo da sempre, ci mancava forse questo elemento in più. Dal punto di vista dello staff, l'avvicendamento con Eder poteva dare adito magari a qualche problema, lo ha detto Monsignori ai nostri microfoni la scorsa settimana, lui si è rivelato una persona super da questo punto di vista, non c'è stato nessun problema, anzi mi ha aiutato, questo depone insomma a favore del clima che si respira all'interno della vostra squadra. Sì, esatto, non c'è stato alcun tipo di problema, anzi non ci siamo nemmeno accorti comunque alla fine del cambiamento, perché siamo riusciti a lavorare alla stragrande. Io sono proprio contento di festeggiare oggi, abbiamo fatto tanto, alla fine chi ci crede alla fine raccoglie senza nessun problema. Simone, un'ultima battuta, quest'oggi ci dobbiamo aspettare una partita bella frizzante, le due squadre non hanno degli obiettivi pressanti in termini di classifica a questo punto, dunque ci sarà spazio un po' per tutti, come ce la presenti? Sì, da ambedue le parti saremo liberi mentalmente, quindi mi auguro, sono sicuro sarà una bella partita con degli spunti, con delle individualità importanti. Oggi ci divertiremo. Allora, questi erano i temi della partita, noi ci prendiamo una piccola pausa ma poi torniamo ancora in diretta dal Paladante di Sesto, pronti per il fischio d'inizio di Città di Sesto contro Real Cornaredo, ultima giornata del campionato di Serie B di futsal. Paolo Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Amici di Directa Sport, allora siete tornati in collegamento diretto con il Paladante di Sesto, Città di Sesto e Real Cornaredo sono ora in campo, tra pochi minuti il fischio d'inizio di questa 26esima e ultima giornata del campionato di Serie B, forte della vittoria del campionato con 2 turni di anticipo, come detto anche nella copertina di presentazione. Il Città di Sesto può affrontare questa sfida come una sostanziale festa davanti ai propri sostenitori, che ora vanno ad alzare i cartellini colore rosso e blu, i colori del Città di Sesto. Allora magari il nostro Andrea Farris ci propone una panoramica, se è possibile, da questa posizione del pubblico, che dunque ha preparato questa bella coreografia per salutare questa annata trionfale del Città di Sesto, primo in classifica con 57 punti, 18 vittorie nell'ultimo turno. È arrivata la sconfitta assolutamente ininfluente in termini di classifica, ovviamente contro la Mediterranea nel derby, vittoria per 2-1 per la formazione di mister Pizzalis, che non ha assolutamente inficiato il cammino della formazione di mister Monsignori. Quest'oggi con dunque grande tranquillità affronta il Real Cornaredo. Ci sarà spazio presumibilmente per un po' per tutti. E ora vedete anche l'abbraccio di Eder compagni prima del fischio di inizio di questa partita. Dicevamo una lunga marcia trionfale quella del Città di Sesto, che si conclude quest'oggi in maniera così simbolica, una chiusura del cerchio contro una partita che praticamente aveva dato avvio alla riscossa della formazione sestese. La gara d'andata giocata a Cornaredo lo scorso 17 dicembre arrivò un miracoloso pari per 4-4, i rossoblù finirono sotto per 4-0 e poi ci fu una rimonta che diede il via appunto a quella straordinaria cavalcata che ha condotto il Città di Sesto in Serie A2
D'altra parte il Real Cornaredo si presenta, come detto, a questa partita senza più obiettivi di classifica. La formazione allenata da mister Ferracci è sesta in classifica con 41 punti. Sainz Spagnano, possibile miglior quinta, sono distanti 4 punti. Il bilancio parla di 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nell'ultimo turno è arrivato un buon pareggio comunque per 3-3 contro l'L84 con rete del definitivo pari realizzata da Messineo. E ora vedete tutto pronto per il calcio d'inizio che verrà battuto proprio dal Real Cornaredo, che si presenta a questa partita senza il suo miglior realizzatore, ovvero Scandaliato. Vito Scandaliato, capocannoniere del Real Cornaredo con 24 gol. Quest'oggi non è giunto in Sardegna per problemi personali. Intanto la partita che è iniziata, qui si lascia scorrere il pallone tra le mani dell'estremo difensore partente quest'oggi tra i pali, Gianmarco Setsu, con la maglia numero 12. E allora il Città di Sesto per la prima volta prova a imbastire un'azione pericolosa. Ora con Nurchi che scambia con Sergio Rocha, si propone ora Giulio Mura, che lui è importantissimo in questa annata con 11 reti messe a segno. Qui fermato Rocha dell'intervento da parte del numero 10 ospiti, si tratta di Matteo Casagrande. Si riparte dal lato con Mura che ora arriva sul pallone. Come detto, dobbiamo aspettarci una gara spettacolare, le due formazioni non hanno assolutamente nulla da perdere, dunque si affrontano con la mente sgombra da qualunque tipo di pressione, di classifica. Dobbiamo aspettarci, come detto, tanti gol, magari tanto spettacolo, una partita dal punteggio magari alto. È questo che si augura il pubblico presente quest'oggi, numeroso ancora sugli spalti del Paladante, ed è quello che anche si augurano ovviamente i nostri spettatori, quelli di Directa Sport. Quest'oggi un altro pomeriggio dedicato al futsal. Dunque nel frattempo ovviamente auguriamo anche alla Mediterranea, altra formazione sarda di questo girone, di riuscire a ottenere la salvezza. Missione questa non semplice, sono impegnati i ragazzi di mister Pizzalis in casa del futsal Monza. Ovviamente il loro destino passa da una vittoria in terra lombarda. Grande in bocca al lupo, andremo magari più avanti a vedere come si sta comportando la Mediterranea mentre seguiamo il Città di Sesto con questo tentativo a cui avete assistito in precedenza da parte di Nurchi, fermato qui subito l'intercetto da parte del numero 2 Cau. Riparte ora il Real Cornaredo, il passaggio all'indietro, si riparte dalle retrovie con buona accolta. Ora Casagrande che chiama in causa Villa, tifo incessante nonostante, come detto, questa partita sia poco significativa in termini di classifica, ma il pubblico non manca, davvero tante persone sugli spalti, tanti appassionati. Questo è il movimento che il Città di Sesto ha saputo creare, davvero tanti appassionati a colmare gli spalti ogni settimana. Qui cerca il numero Bonaccolta che poi si libera al tiro, lascia partire un buon destro che termina però abbondantemente alla sinistra della porta difesa da Setsu. Setsu che protegge il suo palo con lo sguardo e poi permette alla Città di Sesto di ripartire con Nurchi. Nurchi al piccolo trotto, come vedete i ritmi non sono granché nel corso di queste primissime battute dell'incontro. Nurchi ora prende un po' in controtempo Mura che riesce comunque a ricevere il pallone. Mura deve difendersi dall'attacco da parte del giocatore in maglia numero 9, si tratta di Nocera per Real Cornaredo. Ora Bonaccolta che scambia con Villa, ora Casagrande cerca di andar via la guardia di Sergio Rocha, il ritorno vincente da parte di Massimo Nurchi che ora prova a vincere anche il contrasto, non ci riesce. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è il suo, allora si riparte con il Real Cornaredo ancora in possesso del pallone. Ricordiamo anche i nomi degli arbitri, si tratta di Enrico Bianchi di Perugia e Gaspare Assaro di Roma 2. Al crono c'è invece Michele De Sogus di Cagliari. Ora Nocera per Villa, intervento difensivo da parte di Mura, dà un'occhiata ai compagni ma le vie sono ostruite, non c'è una linea di passaggio libera, riesce finalmente a trovarla. Poi Mura all'indirizzo di Nurchi che riparte sempre con ritmi piuttosto bassi.
Ora lo scambio con Rocha, poi il pallone tentato in verticale all'indirizzo di ancora di Sergio Rocha. Città di Sesto che ha perso il pallone, lo ha poi nuovamente recuperato, e ancora Rocha per Mura. Ora Nurki sulla sinistra, arriva il blocco da parte di Cau, usa anche le braccia per cercare di smarcarsi l'ex giocatore della Luparense, che poi ha provato a dare un pallone in verticale ancora all'indirizzo di Cau, senza però riuscire a trovare il compagno. Dall'altra parte il Real Cornaredo con Mura che va ad attaccare subito Nocera, costretto a indietreggiare anche ovviamente nelle fila del Real Cornaredo. Non c'è grande ritmo per scelta, ovviamente, per le ragioni di cui abbiamo parlato varie volte nel corso di questo inizio di telecronaca. Attenzione a Nurki intanto, che riesce a tenere il pallone in campo, prova a puntare Nocera, gli fa carambolare sostanzialmente il pallone sui piedi e riesce a guadagnare una rimessa da posizione favorevole. Tanto ci sono dei problemi fisici per Mura, che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto c'è Eder. Mura piuttosto dolorante, si tiene un fianco. Ci auguriamo ovviamente che non sia nessun problema serio per Mura, che ora si è portato accanto alla panchina. Sembra davvero abbastanza dolorante, probabilmente un problema alla caviglia, difficile stabilirlo da questa posizione. Magari più avanti andremo a chiedere anche al preparatore atletico del Città di Sesto, Marco Spingola, che lo sta soccorrendo in questo momento. Anzi, sembra essere alla schiena il problema di Mura, mentre attacca il Città di Sesto ora con Nurki. Eder chiamato in causa dunque per l'infortunio del compagno qui Nocera, intercetta il pallone, poi si va dalle parti di Casagrande, sfidato da Nurki, che cerca subito il pallone, vince il contrasto Casagrande, che poi cercava di liberarsi con una pregevole Veronica. Il Città di Sesto è già dall'altra parte con Cau, che prova a incrociare con il destro. È buona però l'uscita da parte dell'estremo difensore del Real Cornaredo. Si tratta del numero 2 Gianmarco Macchi, classe 1995. Anche mister Fracci farà verosimilmente ruotare tanti dei suoi giocatori, a cominciare proprio dai portieri, nel corso di questa partita. Stagione del Real Cornaredo che non è stata esattamente all'altezza delle aspettative. Infatti l'obiettivo principale di inizio stagione era quello di agguantare i playoff che sono però sfuggiti di mano, così come ha detto proprio il tecnico Fracci alla vigilia, a causa di qualche risultato non positivo contro formazioni di seconda o terza fascia. È lì che il Real Cornaredo ha mancato il proprio obiettivo. Intanto Rocha ci ha provato con un numero di testa, ha provato a beffare l'uscita di Macchi che ha già però servito là davanti Casagrande, le finte di Casagrande che prova a liberarsi. Nurki però non gli concede alcun varco, riesce nuovamente a deviare il pallone. Si riparte qui con il destro tentato da Casagrande, in precedenza invece si trattava del numero 9 Nocera. E altra rimessa, stavolta dal fronte opposto per il Real Cornaredo, con Casagrande che va a sistemare il pallone. Subito la battuta da parte di Bonaccolta, che vince poi il rimpallo. L'intervento in il scivolato da parte di Rocha, e corner da destra, il primo della partita per il Real Cornaredo. Qui prova a calciare Casagrande, il fischio arbitrale e il pallone che viene assegnato al Città di Sesto. Anzi, viene comandata la ripetizione del corner, dunque ancora Real Cornaredo in zona d'attacco con Casagrande, che qui va a ricevere il pallone, poi chiama in causa Nocera. Il suo tiro viene ribattuto da Nurki, allora attaccato subito Nocera, deve rifugiarsi dalle parti di Macchi, che rilancia a lungo con il piede all'indirizzo del numero 6 Nea Matalla. Il pallone però già perso dalla formazione ospite, si riparte dai piedi di Cau. Ora Nurki, il pallone che era indirizzato a Sergio Rocha, deviato, e ora Eder è già pronto sul pallone
per far ripartire l'azione del Città di Sesto. Rocha si propone il taglio ora di Cau, che cerca di liberare il mancino, respinto in qualche modo da Macchi, non perfetto ma efficace il suo intervento sul sinistro, a dire il vero piuttosto debole da parte di Cau in questa circostanza. È entrato in campo nel frattempo anche Vaccargiu, che qui va a ribattere il tentativo di rilancio da parte di Bonaccolta. Ora De Montis, che ha dato l'indietro per Bonaccolta, evidente origini sarde per il giocatore in maglia numero 27 del Real Cornaredo. Bonaccolta prova ad andare via la guardia di Vaccargiu, che però è più lesto di lui in questa circostanza. Ora preso un po' in controtempo, Cau riesce comunque a conservare il possesso del pallone. Sergio Rocha avanza, serve poi Vaccargiu, Eder, il velo da parte di Vaccargiu, Sergio Rocha e poi Eder. Piuttosto fitta la ragnatela dei passaggi nel tentativo offensivo da parte del Città di Sesto, che qui ha già recuperato palla proprio con il brasiliano Sergio Rocha, che prova ad andare in volata. Il suo tentativo di fuga viene però rintuzzato dall'intervento di Nea Matalla. Corner da destra in favore del Città di Sesto, con Eder ora sul pallone. Il pallone per Vaccargiu, interessante, molto ben giocato questo schema sul corner da parte del Città di Sesto. Vaccargiu che però col piattone destro ha mandato il pallone abbondantemente alto. Allora nulla di fatto, sempre 0-0, 13 minuti e 6 secondi al termine del primo tempo. Eder per Cau, rientra sul destro, poi sceglie il neo entrato Santos Araujo Wilson. Qui un passaggio un po' pigro, letto bene da Nea Matalla, che già dall'altra parte cerca il dribbling, e ancora una volta è tempestivo l'intervento di Vaccargiu, che poi si incarta un po' sul pallone ma riesce comunque a servire Wilson. Il capitano prova ad andare dalle parti del connazionale Eder Ruffin, pallone deviato, rimessa però sempre per la formazione rossoblu. 12:40 al termine del primo tempo. Wilson, Eder, ancora Wilson, buono il dribbling e poi buona anche l'uscita da parte di Macchi, che riesce a intercettare il pallone. Eder, ora Vaccargiu, fa vedere Wilson, arriva il blocco di Cau, Wilson sceglie ancora Eder, ora si va da Vaccargiu che non riesce però a tenergli il pallone. Coraggioso Vaccargiu, va a contrastare il tentativo di Nea Matalla, riesce però solamente a toccare il pallone. Qui De Montis è contrastato con successo da Eder. Vaccargiu all'indietro per Wilson, poi ancora Eder, sempre 0-0 ovviamente il punteggio, lo ricordiamo a beneficio di chi si fosse collegato solamente ora sugli schermi di Directa Sport. Siamo in diretta, o meglio lo saremo praticamente tra qualche minuto anche su un altro fronte. Infatti quest'oggi la Fidal Sardegna organizza il gala dell'Atletica Sarda, festa per celebrare le eccellenze dell'Atletica Sarda nel corso del 2016. Nostro Mauro Farris, con la preziosa collaborazione di Andrea Marongiu, sono già sul posto, vi racconteranno dunque questo gala, questa festa dell'Atletica Sarda, mentre il Real Cornaredo si è portato in vantaggio qui con la firma, dovrebbe essere del numero 10 anzi del numero 9 Nocera. Dunque Nocera che ha portato in vantaggio il Real Cornaredo quando mancano 11 minuti e 31 secondi al termine del primo tempo. Time out in campo e dunque formazione ospite sull'1-0. È riuscito Nocera a deviare in maniera vincente il pallone alle spalle di Setsu. Città di Sesto dall'altra parte che va a colloquio con mister Monsignori. Ovviamente questa stagione trionfale non merita di terminare con 2 sconfitte. Ricordiamo infatti che Città di Sesto già la scorsa settimana ha ceduto per 2-1 alla Mediterranea, decisamente più bisognosa, punti in chiave salvezza. Mediterranea che ha vinto comunque a fatica. C'è voluta infatti una gran prestazione
da parte dell'estremo difensore Eros Puzzulu, che ha parato anche un rigore, lo ricordiamo, a Foyce, ripetendosi poi tra l'altro subito dopo la prima parata. Il portiere della Mediterranea ha garantito i 3 punti ai compagni. Si riparte intanto dal 1-0 in favore del Real Cornaredo. Correggiamo ancora intanto l'autore del gol, che dovrebbe essere stato spampinato a questo punto. Quel pallone in verticale per Vaccargiu con Macchi che lascia scorrere. Buona accolta in verticale per Neamatalla, che però non può tenerli il pallone, non può tenerlo in campo nonostante il tentativo. Ora Eder, Wilson, lo scambio con Mura, nulla di grave allora per lui, è già tornato in campo Giulio Mura. Eder per Vaccargiu, Mura, ora Eder riparte con pazienza il Città di Sestu. Wilson cercato per un attimo il guizzo, si riparte poi da Eder dentro per Mura, che cercava un colpo di tacco a smarcare Vaccargiu. L'idea era buona, l'esecuzione però non va a buon fine. Allora Neamatalla dall'altra parte non riesce ad arpionare questo pallone. Wilson lascia scorrere, rimessa in favore del Città di Sestu. 10 minuti e 35 secondi al termine del primo tempo. 1-0 Real Cornaredo per effetto del gol realizzato praticamente un minuto fa da Spampinato. Eder per Vaccargiu, contrastato da Bonaccolta, si va da Eder, qui serve Mura, Eder a porta vuota realizza il gol del pari. Allora arrivano gli applausi del pubblico, rimette subito le cose a posto Eder Ruffine. 1-1 al Paladante di Sestu, con l'11ª marcatura stagionale di Eder Ruffine, esperto centrale brasiliano che nel corso di questa stagione ha vissuto un compito non facile. Infatti è iniziato con i gradi di giocatore manager e poi cedere la panchina a mister Monsignori. Si è comportato da grande professionista Eder Ruffine, che lo ricordiamo, scusate, è impegnato anche con i gradi di allenatore nel settore di giovanile del Città di Sestu, premiato settore giovanile. Tra l'altro ha vissuto nei giorni scorsi un'altra sfida incrociata con il Real Cornaredo. Si sono disputati infatti i 32esimi di finale dei playoff scudetto Under 21, mentre seguiamo ancora Ruffine che prova a mettere verso il centro l'intervento vincente da parte di Macchi. C'era Mura in agguato, si riparte però con il pallone tra i piedi ancora dei giocatori del Real Cornaredo. Dicevamo in precedenza 32esimi di finale dei playoff scudetto Under 21, su campo invertito di Cornaredo. A prevalere è stato il Città di Sestu per 1-0. Si lotta sul pallone. Buona la reazione del Città di Sestu, che ha trovato praticamente dopo un minuto e mezzo al massimo il gol del pari con Eder. Ripetiamo, 11ª marcatura stagionale per il brasiliano, che qui va a servire con un buon pallone in verticale. Ancora Vaccargiu, Macchi in qualche modo riesce a metterci una pezza, a guadagnare anche il possesso del pallone. Buona accolta a cercare Neamatalla, ottimo qui l'intervento difensivo da parte di Mura, che in bello stile riesce poi a servire Eder. Vaccargiu e poi ancora Eder. Wilson, il taglio da parte di Sergio Roccia, poi ancora Eder, va a cercare ancora Wilson, poi Macchi che è tempestivo su questa linea di passaggio. Si andava a cercare ancora Mura, che zoppica un pochino. Intanto dall'altra parte bell'intervento da parte di Sestu, che mette le mani su questo tentativo di diagonale da parte del numero 7 Spampinato. Già eseguita la rimessa, ha provato a calciare qui De Montis, pallone ancora ribattuto. I tamburi del Paladante ad accompagnare anche quest'ultima giornata di campionato, con il Città di Sestu che celebra davanti al proprio pubblico una stagione trionfale. Lo fa di fronte a quel Real Cornaredo che diede di là alla rimonta sul Carmagnola.
da 4-0 a 4-4, un miracoloso pari lo scorso 17 dicembre, allora era -6 sulla formazione punto piemontese, poi una lunghissima striscia vincente per i rossoblù. Sono andati a celebrare con 2 turni di anticipo la promozione in A2. Intanto seguiamo Wilson, qui è bravo però nella lettura Macchi, riesce con i piedi a sventare l'azione offensiva da parte del suo avversario. È già ripartito Eder, Nurki scambia ancora con Eder, il velo per Wilson, un po' sorpreso in un primo momento. Rocha all'indietro per Wilson, si cerca un varco con pazienza, con calma. Qui il passaggio di Sergio Rocha intercettato da parte di Nocera, dall'altra parte c'è Nea Matalle, poi spampinato all'indietro per Bonaccolta. Ancora Bonaccolta che riceve il pallone, si va da Nea Matalle, buono il suo destro e ancora ottima la risposta da parte di Setsu che riesce a deviare il pallone in corner. Tanti applausi per Gianmarco Setsu, se li ha guadagnati tutti con quest'altro intervento. Sono almeno 2, se non 3 gli interventi degni di nota da parte del numero 12 del Città di Sestu. Spampinato qui, non riesce a stoppare il pallone, allora Città di Sestu che riparte con Nurki, poi Sergio Rocha. Nurki che ha parlato nel corso della settimana, rivivendo un po' il cammino. Ha detto: quando stavamo a 6 punti dal Carmagnola ci davano per spacciati, ci davano della squadra bollita che non corre. Lì siamo stati bravi a restare uniti, ad amalgamare il gruppo e poi ad arrivare tutti assieme all'obiettivo finale. Avevamo 6 punti di ritardo, ma abbiamo sempre saputo di avere i mezzi per raggiungerli e superarli. Avevamo ragione. Queste appunto le parole di Nurki rilasciate a calcio a 5 anteprima. Tanto Bonaccolta ancora con un destro dalla lunga distanza, stavolta Rocha ci ha messo il petto. Attenzione qui alla nuova azione da parte di Spampinato che cerca ancora una volta di innescare il destro, pallone ribattuto per l'ennesima volta, poi Spampinato impreciso in questa circostanza, stavolta la rimessa sarà a favore del Città di Sestu. E dunque inizia con largo anticipo anche a pensare a quella che sarà la prossima stagione nel campionato di Serie A2, magari nel post partita ne andremo a parlare con il presidente Agus. Intanto altra azione pericolosa, stavolta imbeccato bene in verticale Sergio Rocha e ancora buona l'uscita da parte di Macchi che verosimilmente poi nel secondo tempo andrà a lasciare campo all'altro portiere del roster lombardo, ovvero Ivan Luca Vavassori, classe 1992, classe 95 invece per Macchi. Ora Nocera prova il dribbling, imperioso però l'intervento di Eder che capisce tutto con largo anticipo e con grande facilità pulisce il pallone, permette poi a Sergio Rocha di ripartire. Cau, Rocha, Eder, Nurki, Eder, ancora lo scambio sullo stretto, poi Sergio Rocha si propone Eder che lascia scorrere per Nurki, il pallone di ritorno ottimo per Eder che cercava a sua volta l'inserimento da parte di Cau. Sarebbe stato un gol davvero da manuale del futsal per il Città di Sestu. È arrivata una deviazione corner da sinistra in favore della formazione rossoblù a un passo dalla rete del 2-1 a 6 minuti e un secondo dal termine del primo tempo. Qui ancora a un passo dal gol, stavolta Sergio Rocha. Intanto altra interruzione della partita, time out e pausa anche per noi. Siamo tornati in diretta allora dal Paladante di Sestu per questa 26esima e ultima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. 1-1 il punteggio tra Città di Sestu e Real
Cornaredo. Al iniziale vantaggio della formazione ospite da parte di Spampinato, ha risposto poi Eder. Città di Sesto che poi nei minuti successivi ha avuto varie occasioni per portarsi sul 2-1, non è riuscita però a realizzare, è mancato sempre un pizzico di precisione. Gioco che riprende, buona accolta per Villa, elude l'intervento di Sergio Rocha, poi si va da Nocera, qui Nea Matalla sbaglia completamente lo stop, allora rimessa in gioco per il Città di Sesto con Nurki sul pallone. Ripartono i tamburi al Paladante mentre Nurki torna in possesso del pallone. Cau, Rocha, Cau, Mura, si cerca un varco, Cau si propone con il taglio, Mura non può essere servito, qui il pallone buttato dal Città di Sesto con buona accolta che serve poi Villa perché il dribbling su Nurki non c'è spazio. Villa a ridosso della linea laterale finisce poi col perdere il controllo del pallone, rimessa per il Città di Sesto già eseguita con Rocha che ha servito Mura a mettergli pressione Nocera. Nurki, Rocha, ancora Nurki, 5 minuti e spiccioli da giocare nel corso del primo tempo. Rocha per Mura, poi ancora Rocha. Via centrali, Nurki si propone ancora con un buon taglio. Rocha, c'è stata una deviazione, non però secondo il direttore di gara. Allora siamo già dall'altra parte con Nocera. Pallone intercettato da Nurki, ha già perso e allora c'è Villa per buona accolta, gran destro e ancora Setsu che ha risposto in maniera positiva. Fischio arbitrale a sancire però un calcio di punizione in favore del Real Cornaredo. Barriera a 2 comandata da Setsu ora, mentre si porta sul pallone Villa che ha tutta l'aria di voler calciare, anche se rimane viva l'ipotesi di un tocco per Bonaccolta e così parte Bonaccolta. Altro fischio arbitrale, punizione che sarà da ripetere. È già pronto Rocha a uscire sul tentativo di Bonaccolta, pallone poi dentro per Nea Matalla che finisce giù, prova a calciare da terra. Setsu però può arrivare facilmente sul pallone, qui Rocha voleva il pallone sui piedi, Setsu invece lo aveva dato in profondità, non si capiscono i due. Il portiere va a chiedere scusa. Di testa Nurki, ha servito Rocha e si riparte poi da Mura. Sergio Rocha, sempre 1-1 il punteggio. E ricordiamo che anche la giornata di domani sarà intensissima sugli schermi di Directa Sport, il calcio soprattutto protagonista, ma anche il basket. Riepiloghiamo allora la situazione per quanto riguarda la pallacanestro maschile di Serie B. Vi offriremo in diretta sempre sulla nostra pagina Facebook il match tra Sustentus Sestu e BMR Scandiano, partita chiave in zona salvezza per i Pirati. Dall'altra parte invece Scandiano che si gioca l'accesso ai playoff da neopromossa. Poi abbiamo detto il calcio regionale sui nostri schermi, prima diretta è quella valida per il campionato di eccellenza con il match di Budoni tra Budoni e Valledoria, partita importantissima per la formazione del Valledoria che sta cercando di appunto salvarsi, di ottenere la permanenza nel campionato di eccellenza. Poi per il campionato di promozione 2 big match, i gironi A e B saranno entrambi sui nostri schermi. Saremo in diretta infatti sempre su Facebook, sulla nostra pagina, quella di Directa Sport Live TV, dallo stadio Carlo Zoboli di Carbonia per il match tra Carbonia e Samassi, seconda contro prima, match che potrebbe spalancare al Samassi le porte del campionato di eccellenza. E poi per il girone B da Dorgali, Dorgalese, Ozierese, anche questa sfida importantissima in zona playoff. E poi ovviamente sui nostri schermi, come sempre, come ogni domenica, tutti gli highlights delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D Girone G.
Torniamo intanto in cronaca diretta, sempre 1-1 il punteggio, 3 minuti da giocare nel primo tempo. Nurki prova il dribbling su Nocera, poi riesce a servire ancora Mura, si propone Vakkarju, il taglio da parte di Vakkarju che era interessante, Macchi però si fa trovare pronto ancora una volta. Ora c'è buona accolta, Villa, il pallone ancora per Bonaccolta che scambia bene con Villa. Ottima qui la chiusura da parte di Mura che scongiura una situazione che si era fatta difficile. Pallone perso ancora in maniera banale in uscita da parte del Città di Sesto. Bonaccolta per poco non ne approfittava con il destro. Pallone alto però anche in questa circostanza. Nurki, ora Mura, il pallone interessante per Nurki che provava ad alzarlo per magari beffare Macchi con un pallonetto, non riesce però ad addomesticarlo nel migliore dei modi l'esperto giocatore classe 1980 del Città di Sesto. 2 minuti e 24 secondi ancora da giocare nel corso del primo tempo al Paladante di Sesto. Villa sulla pressione di Cau, poi Casagrande cerca il dribbling, palla sul sinistro affrontato da Cau, l'intervento vincente da parte del numero 2 rossoblu che riesce a deviare il pallone oltre la linea laterale. Macchi ha servito Casagrande per la rimessa, poi Villa cerca lo spazio per la conclusione, costretto anche lui a indietreggiare dalla pressione di Vakkarju. Si riparte da Macchi, pallone in verticale lungo a cercare Nocera, ancora un contrasto tra Mura e Nocera, con Mura che sembra ancora un po' dolorante alla schiena, stringe comunque i denti. Spampinato, Casagrande, Villa prova a destreggiarsi, Casagrande sinistro non deviato secondo la coppia arbitrale. Allora rimessa per il Città di Sesto. Eder, Mura che ha scambiato con Vakkarju, poi Cau, qui a un passo dall'anticipo Nocera, poi Mura che ha provato a servire in diagonale il compagno Vakkarju, rimane a terra Mura e chiede la formazione ospite di metter fuori il pallone, non ce la fa Mura, costretto a uscire per problemi fisici di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Sportivamente la formazione del Real Cornaredo ha messo fuori il pallone per permettere a Mura di lasciare il campo, pallone poi giustamente restituito alla formazione del Real Cornaredo che ora è in possesso della sfera con Casagrande, il pallone poi per Nocera che cercava di imbeccare con il tacco spampinato. Wilson dall'altra parte si porta il pallone sul destro, ancora Wilson qui a cercare Cau, trova la deviazione di Villa e corner da sinistra per il Città di Sesto. 1 minuto 10 secondi, siamo dunque agli sgoccioli di questo primo tempo di gioco al Paladante di Sesto. 1-1 sempre il punteggio. Ora Vakkarju va all'indietro per Wilson, Eder, scambio con Wilson, Cau, provato a calciare col destro, no, c'era in agguato, lo anticipa però Eder. Cau, Wilson, Eder, c'è ora Vakkarju che prova a incrociare con il destro, bel tentativo questo da parte di Paolo Vakkarju, il giocatore ex Gonnos Fanadiga. Pallone largo alla destra della porta difesa da Macchi, ma non di molto. 35 secondi ancora da giocare. Spampinato, Casagrande provato a raggiungere il pallone, è arrivato però l'anticipo da parte di Cau. Casagrande ha rimesso in gioco per Spampinato. Real Cornaredo che nel corso della scorsa gara contro l'L84 ha trovato il pareggio in rimonta a 30 secondi dal termine, risultato che ha ridato slancio dopo la netta sconfitta nel derby contro i Saints Pagnano. 3 secondi, ora 2, si spegne il cronometro del primo tempo al Paladante, situazione di parità
dopo i primi 20 minuti di gioco tra Città di Sestu e Real Cornaredo, 1-1 per la formazione ospite. Ha aperto le marcature Spampinato, ha poi risposto a stretto giro di posta per il Città di Sestu Eder Rufin. È tutto per quanto riguarda il collegamento relativo al primo tempo di gioco. Ora piccola pausa, poi torniamo in diretta, pronti a raccontarvi i secondi 20 minuti di Città di Sestu Real Cornaredo. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnorete. Siamo tornati in diretta dal Paladante di Sestu. Allora sta per avere inizio il secondo tempo tra Città di Sestu e Real Cornaredo. Il punteggio dopo i primi 20 minuti è di parità, 1-1. E ora il Città di Sestu che darà inizio a questo secondo tempo. C'è stato un avvicendamento in porta, così come previsto alla vigilia. Sestu ha lasciato il posto a RB. Vedremo poi se nel corso di questo secondo tempo ci sarà spazio anche per il terzo portiere nel roster di mister Monsignori, ovvero Mattia Abullitta, quest'oggi portato assieme alla squadra. Non c'è invece per squalifica, è assente Luca Ruggiu. Tanto Wilson che prova a calciare, la palla deviata, poi centra alla base del palo, subito squillo da parte del Città di Sestu che vuole salutare con una vittoria il proprio pubblico. Wilson con il destro, poi ci prova anche Rocia. Ruggiu, scusate, ovviamente si trattava di Massimo Nurchi con il numero 8, riceve poi il tocco ancora da parte di Wilson. Eder dentro, bene per Wilson che cercava uno scarico, non riesce a trovarlo, finisce col perdere il pallone. Villa velocissimo dall'altra parte, è solo, completamente solo De Montis sul fronte opposto, pallone però leggermente fuori misura in contropiede. Ha provato dunque a pungere il Real Cornaredo. Ultimi 20 minuti della stagione per queste due formazioni. Città di Sestu che ha ottenuto l'obiettivo stagionale, la promozione in Serie A2, dall'altra parte invece il Real Cornaredo che avrebbe voluto centrare i playoff, non ci è riuscito, come ho detto, perdendo dei punti preziosi nel proprio cammino contro formazioni soprattutto di bassa classifica. E Città di Sestu che nella prossima stagione sarà protagonista su platee più consone. La storia anche recente di questa società nelle sue varie versioni. Possiamo dire così, nuovo corso inaugurato dal presidente Francesco Agus che si è subito dimostrato vincente. Ora Villa, partita che è scivolata via senza tantissimi sussulti nel corso del primo tempo, è stata comunque piacevole. Ora De Montis che prova a saltare Nurchi. De Montis subisce però il ritorno. Grande esperienza da parte di Nurchi, protegge poi anche il pallone. De Montis chiedeva un corner, viene però accontentato e allora Sestu in avanti con Nurchi. Eder prova subito a calciare il brasiliano, pallone ribattuto da De Montis, corner da sinistra. Wilson va a raccogliere il pallone, prova a tagliare Sergio Rocia, cerca la conclusione anche Nurchi, le proteste da parte di Rocia e dall'altra parte De Montis trova le mani di RB che gli dice di no. Respinta la conclusione da parte del numero 1 delle Città di Sestu, ma Real Cornaredo che rimane in zona offensiva. Spampinato si propone, c'è però la guardia attenta di Wilson. De Montis all'indietro,
Ancora De Montis, pallone sul destro, arriva Nurki, fa valere anche il fisico, riesce a guadagnare la rimessa in gioco. Eder per Rocha, Nurki e poi ancora Eder, un altro intercetto di palla spampinato impreciso. Eder, attenzione, 2 contro 2, Eder libera Wilson che entra in aria, il tiro di Wilson, la palla che carambola a ridosso della linea di porta e poi Nurki non riesce nella deviazione vincente. Corner per il Città di Sesto, ancora pericoloso stavolta con Wilson. E come detto, nonostante sia finita sotto nel punteggio nel corso del primo tempo, la formazione di casa vuole assolutamente salutare i propri tifosi con un successo. Sarebbe il 19° in stagione su 26 incontri disputati. Pubblico che è stato fondamentale nel corso di quest'annata nel cammino promozione del Città di Sesto. L'avete sentito anche nella copertina di presentazione che abbiamo realizzato con il preparatore dei portieri Simone Floris e con Marco Spingola, invece preparatore atletico. Il pubblico che non manca mai di colmare le tribune del Paladante. Attenzione ora a Eder, il pallone per Rocha, poi Wilson, ancora Wilson che prova a puntare De Montis, libera il destro e la buona risposta qui da parte di Vavassori, estremo difensore del Real Cornaredo. Attenzione a Nurki che ha già recuperato il pallone però per il Città di Sesto. Eder, Rocha si propone e riceve Nurki, pallone dentro per Wilson, cerca un varco, il taglio di Rocha non può essere servito, il destro tentato da Wilson che si infrange però ancora sul muro difensivo del Real Cornaredo. Pallone rimesso in gioco, alzato bene ora da Wilson, prova a calciare di prima intenzione con il piede mancino Nurki, pallone ribattuto, se non ho visto male, anche dal palo oltre che dall'intervento del portiere del Real Cornaredo, Vavassori. Dunque continua a spingere il Città di Sesto alla ricerca del gol del 2-1. Ora Nocera indietro per Spampinato. Nocera molto bene in diagonale per Casagrande, prova a liberare il tiro, poi arriva l'intervento da parte di Rocha che riesce in qualche modo a sbrogliare la matassa. Nurki per Cau, poi Wilson, ancora Wilson, scambio con Eder, subito preso in consegna da Spampinato, poi Cau cerca anche lui di calciare con il destro, pallone ribattuto, poi Nocera che danza sul pallone, riesce a mantenerlo in campo ma poi lo perde. Eder a cercare Nurki e poi Cau cercava a sua volta di mantenere in campo il pallone che però è uscito. Casagrande, Villa, spalla alla porta, buono il tacco per Spampinato, pregevole iniziativa da parte del giocatore del Real Cornaredo, attento però sul pallone Erbi, poi Nurki, Wilson, ancora Nurki, prova ad alzare il pallone con il mancino, pallone viene però deviato in corner, allora da sinistra prova Wilson, sta alzando la pressione del Città di Sesto. Taglio sul secondo palo da parte di Cau, cerca il mancino Eder Ruffini, pallone ribattuto, Spampinato dall'altra parte, cercava poi di imbeccare, non c'era l'ultimo tocco, è stato di un giocatore del Città di Sesto e allora Real Cornaredo che rimane in zona d'attacco. Qui si danno il 5 Wilson e Cau. Spampinato vorrebbe calciare subito con il destro e poi il pallone deviato da Nocera, termina in rete, esulta Spampinato. Allora a questo punto dobbiamo dedurre che il pallone non sia stato deviato da Nocera. 2-1 Real Cornaredo, Spampinato a segno.
proprio nel momento in cui stava producendo il massimo sforzo in zona d'attacco. Il Città di Sestu è stato trafitto ancora da Spampinato. 2-1 il punteggio in favore della formazione ospite. Il Città di Sestu costretto ancora a inseguire. Cau, perso il pallone, Villa sulla sfera. Qui Vaccargiu anche con un po' di mestiere riesce a ottenere questa rimessa. Eder 2-1, lo ricordiamo, Real Cornaredo. Eder, Cau, Vaccargiu, ancora Cau, Vaccargiu, lo scambio. E ora vedete la pressione da parte del Real Cornaredo che, ottenuto il vantaggio, vuole portare fino in fondo questo risultato. Sarebbe assolutamente il modo più prestigioso possibile per chiudere l'annata. Dall'altra parte Vaccargiu ovviamente non ci sta, prova a mettere in mezzo, pallone ribattuto, corner da destra. 14 minuti 3 secondi prima della chiusura del match. Eder, pallone per Wilson. Wilson cercava lo scambio qui con Eder, non si capiscono i due, riesce in qualche modo a salvare il pallone, però Eder è a servire Erbi. Eder, Cau, ancora Eder, Wilson, Vaccargiu, Eder, l'anticipo secco da parte di Spampinato, attenzione 2 contro 1, il contropiede del Real Cornaredo, Nocera calcia ed Erbi che è bravo nel rimanere in piedi fino all'ultimo. Pallone calciato non benissimo da Nocera, termina docile tra le braccia dell'estremo difensore del Città di Sestu. Wilson per Eder, ancora Wilson, si fa vedere Cau, Eder, pallone in verticale ancora per Cau, intervento in scivolata irregolare da parte di Casagrande che non si spiega le ragioni di questo fischio. Il direttore di gara è irremovibile, calcio di punizione in favore del Città di Sestu. Eder sul pallone, vediamo se calcia direttamente in porta col mancino. C'è anche Vaccargiu nella zona delle operazioni. Qui il pallone che era destinato a Cau che però non può riceverlo. E allora Vavassori va a servire Bonaccolta. Anticipo ancora da parte di Eder e poi Wilson non riesce però a sfruttare la superiorità, in questo caso il Città di Sestu. Provato a calciare, poi Wilson ha trovato un corner, il brasiliano. Torna Nurchi al posto di Eder. Si smarcava proprio Nurchi, aveva tantissimo spazio per liberare il mancino. Nulla di fatto nemmeno in questo caso, qui forse un tocco col braccio non ravvisato. Attenzione a Nocera, il tiro di Nocera però completamente fuori misura. Occasione addirittura per il 3-1 da parte del Real Cornaredo. Sempre pericoloso quando riesce a scatenare il contropiede. Ora mister Monsignori guarda verso la sua panchina e va a dialogare con Eder. Si cerca un punto debole del Real Cornaredo per cercare di riportare la gara in parità, magari poi anche di ribaltare le sorti di questo incontro. Ci sono ancora 12 minuti e 29 secondi. Wilson, Nurchi per Cau, ancora Wilson, fronteggiato da Nematalla, non riesce a liberare il destro, palla persa poi da Nurchi. C'era il fallo fischiato con colpevole ritardo da parte della coppia arbitrale. E allora calcio di punizione dalla zona centrale
per il Città di Sestu. Nurchi sul pallone, c'è anche Wilson, barriera a 2 per Vavassori, anche un uomo sul palo, un altro in marcatura dalle parti di Vaccargiu. Fischio arbitrale, parte Nurchi col mancino, prova a cercare il primo palo, non riesce però a trovarlo. D'altra parte l'ultimo tocco è stato di Nea Matalla. Allora pallone per Manuel Herbie, che ha già servito Wilson. Vaccargiu, Wilson, Cau e poi ancora Nurchi. Wilson all'indietro per Nurchi, pallone poi per Cau. Vaccargiu, anticipato Wilson, e ora il Real Cornaredo, come detto, vuole stringere i denti per portare a casa questo prestigioso risultato. Torna sul parquet del Paladante anche Sergio Rocha. Cau, lo scambio con Nurchi. Ancora Nurchi, ora Vaccargiu. Nurchi, attaccato forte da Bonaccolta. Nurchi dentro, bene per Vaccargiu che centra il fondo campo praticamente. Aveva dato per un istante la sensazione di aver preso il palo Vaccargiu, che non è riuscito a trovare il bersaglio da posizione favorevolissima. Grande occasione per il Città di Sestu dunque per rimettere le cose in sesto al 9 del secondo tempo. Ora Vaccargiu, ancora una gran conclusione, stavolta è la traversa a dir di no al destro di Paolo Vaccargiu. Città di Sestu che, tra virgolette, i punti ora meriterebbe davvero il gol del pari. Nea Matalla per compagno in maglia numero 10, si tratta di Casagrande, poi Bonaccolta. Rocha per Herbie che rilancia a lungo, cercava Nurchi, che però è terminato sugli spalti del Paladante. Il contrastato qui Nea Matalla riesce in qualche modo a mantenere il possesso del pallone. Ora Bonaccolta, c'è il ritorno vincente da parte di Cau. Herbie, ancora Cau, ancora tanto campo per avanzare. Sergio Rocha rischia di perdere il pallone e lo perde, andando quasi a commettere fallo su Casagrande, che si lamenta, non riceve udienza per il numero 10 del Real Cornaredo, a suo dire sgambettato alle spalle da Rocha dopo aver riconquistato il pallone. Ora sfera in verticale per Nea Matalla, Herbie tempestivo, rilancio lungo per Nurchi, intervento di testa da parte di Bonaccolta, rimessa ancora per il Città di Sestu. Rocha ha provato a calciare col mancino, murato però. Attenzione a Casagrande che si gira bene contro Eder. Batti e ribatti con Vaccargiu che riesce poi a calciare col destro, palla ancora fuori, non di tantissimo, alla destra della porta difesa da Vavassori. Bonaccolta riparte per il Real Cornaredo. Nocera mette giù col petto, prova a girarsi, ci riesce Nocera, vince anche un rimpallo, calcia Nocera, pallone fuori anche in questo caso di poco, alla destra della porta difesa da Herbie. Nocera ha usato tecnica e anche potenza fisica in questa circostanza, è riuscito a calciare, è stato anche fortunato, ha vinto un rimpallo, pallone fuori non di molto. Eder, Wilson, Eder, ora Nurchi,
Rocha, Eder, Nurki non concede spazio, Real Cornaredo. Wilson, tacco bene per Nurki, poi Rocha sotto porta, 2-2, rimette le cose a posto il brasiliano. 2-2 al Paladante per la soddisfazione del pubblico di casa. Tira quasi un sospiro di sollievo. Ora punteggio nuovamente in parità al nuovo vantaggio del Real Cornaredo. Ha risposto dunque Rocha. Sono entrambi verde e oro i marcatori del Città di Sesto nel corso di questa partita. Nel primo tempo a realizzare è stato Eder. Ora nella ripresa il gol del 2-2 porta la firma, come detto, di Sergio Rocha. 8:40 ancora da giocare, sono 8 minuti e 40 per cercare il successo per il Città di Sesto, che qui ci prova con Nurki. Nea Matalla però protegge l'uscita del pallone. Eder perde però palla, De Montis, si riparte da buona accolta. Ora De Montis preso in consegna da Rocha. Per vie centrali ora c'è il numero 23 del Real Cornaredo, si tratta di Villa. Buona accolta sulla pressione ora di Wilson, che non ci sta. E ora scintille tra Bonaccolta e Wilson, che si mandano cordialmente a quel paese. Vediamo se la partita magari si carica di qualche contenuto agonistico in più ora in questa fase finale, dopo essere scivolata via, come detto, con grande serenità fino a questo momento. Attenzione a Eder per Nurki, palla sul sinistro, poi Wilson, e arriva il gol del vantaggio del Città di Sesto. A siglarlo è Santos Araujo. Wilson, quando mancano 7 minuti e 50 secondi al termine del match. Vantaggio Città di Sesto, 3-2 il punteggio, sorpasso completato, e allora mister Renato Fraci, tecnico del Real Cornaredo, deve ricorrere al time out. Pausa per noi. In diretta dal Paladante. Allora, come detto, il Città di Sesto ha messo la freccia e ha sorpassato con 3 gol brasiliani. Allora, nel primo tempo Eder, nel secondo prima Rocha, poi Wilson. Stanno permettendo ai ragazzi di mister Monsignori di stare davanti nel punteggio. 3-2 la situazione. Vediamo se c'è spazio ancora per il Real Cornaredo, che già la scorsa settimana ha ottenuto un successo o meglio ha ottenuto un pareggio in rimonta per 3-3, realizzando a 30 secondi dal termine. Città di Sesto che però tutta l'aria di voler legittimare questo vantaggio e magari di renderlo ancora più ampio per andare poi a giocare con serenità i minuti finali dell'incontro. Eder, poi Wilson per Rocha, si torna da Wilson, accenna al taglio Eder, si propone Rocha. Wilson, Nurki per Eder, Nurki cercava l'imbucata per Rocha, pallone ancora in possesso del Città di Sesto. Ora con Rocha, provava a pescare il taglio, in questo caso da parte di Wilson. Qui intervento arbitrale, pallone consegnato ancora al Città di Sesto. Qui perde per il contrasto Eder, cade spampinato, c'è il fallo e si ripartirà allora con una punizione in favore del Real Cornaredo.
Herbie protegge l'uscita del pallone e si riparte da Wilson. 6 minuti e 23 al termine del secondo tempo, ultimi 6 minuti e mezzo allora di stagione per il Città di Sesto, prima di una lunga e meritata vacanza che sarà soprattutto di lavoro per la formazione del presidente Francesco Agus, impegnata nella costruzione della formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. Sarà una Serie A2 con tanta Sardegna, sarà il Cagliari, oltre a Città di Sesto ci sarà anche la Leonardo, Futsal isolano. Dunque sarà protagonista ancora di più la prossima stagione sui campi della penisola. Tanto fuori misura il tentativo, in questo caso da parte del Real Cornaredo, nulla di fatto, si rimane sul 3-2 in favore della formazione di casa, mentre si riparte dai piedi di Santos Araujo Wilson, match winner dell'incontro fino a questo momento, e sua la rete che sta permettendo al Città di Sesto di rimanere in vantaggio. Ora Vaccargiu prova a girarsi contro due, protegge il pallone molto bene Vaccargiu, pallone però spazzato, arriva Nurchi, vince il rimpallo, attenzione a Wilson che carica il destro, fa sedere Spampinato, Wilson entra in aria, pallone però poi perso dal brasiliano Nea Matalla per De Montis. Provvidenziale qui la chiusura da parte di Massimo Nurchi. Prova a smarcarsi De Montis, pallone per Spampinato, Villa, qui bel diagonale di Spampinato, ci mette le mani Herbie, Eder, pallone di ritorno di Nurchi, è impreciso. Attenzione qui, dimenticato Spampinato, Vaccargiu prova a riprenderlo, il diagonale di Spampinato per fortuna del Città di Sesto è impreciso. Intanto esce Wilson e torna in campo Cau. Piccola pausa della partita per permettere al parquet di essere asciugato. Allora riepiloghiamo la situazione, 4 minuti e 41 secondi al termine di questa partita e del campionato di Serie B di Futsal. Le Città di Sesto avanti per 3-2 nel punteggio, iniziale vantaggio per la formazione ospite realizzato da Spampinato, ha risposto a stretto giro di posta Eder Ruffini, poi nuovo vantaggio in apertura di secondo tempo per il Real Cornaredo, ancora a firma di Spampinato, pari a opera di Sergio Rocia con un tocco preciso sotto porta, e poi 3-2 firmato invece da Wilson. Vuole chiudere, come detto, con un successo il Città di Sesto quest'oggi davanti al proprio pubblico per salutarlo nel migliore dei modi in vista della prossima stagione. Arriva anche il gol del 4-2 a realizzarlo e Cau, ancora una fitta ragnatela di passaggi, tutti precisissimi per smarcare Cau solo davanti a Vavassori, non lascia scampo Cau. Questo è il suo sesto gol stagionale. E avete sentito allora come il pubblico del Paladante ha celebrato il gol del 4-2 realizzato da Cau. Arriva la prima firma sarda allora all'interno del tabellino dei marcatori di questa partita. Attenzione a Nurchi che si invola, prova poi a beffare Vavassori, non è finita perché arriva anche Eder, il pallone alzato per Cau che non riesce a calciare a causa dell'intervento di Nea Matalla. Eder, la bomba col sinistro, pallone fuori però. Vavassori, già servito Spampinato. 3:45 al termine.
Ancora Spampinato, stavolta si sono ovviamente completamente ribaltati i ruoli, per cui il Real Cornaredo che cerca di accelerare i ritmi per riagguantare il Città di Sestu, che dal canto proprio cercherà di addormentare un po' i ritmi di questo incontro, ritmi che non sono mai stati accesissimi, soprattutto nel corso del primo tempo. Qui Eder un po' maltrattato dal punto di vista fisico da parte della formazione avversaria, si vede fischiare un calcio di punizione. Nurki con il suo mancino è già pronto sul pallone. Barriera a 2 ora per Vavassori, rimane solo uno. Nurki col tocco per Vaccargiu, ancora gran potenza nel destro di Vaccargiu. Vavassori abbassa però la saracinesca. Città di Sestu che ha già recuperato il pallone, attenzione a Eder, il pallone per Cau che cercava la combinazione con Nurki, combinazione imprecisa qui. Nea Matalla, il contrasto con Vaccargiu, l'ultimo a toccare è stato il giocatore sestese. Secondo la coppia arbitrale qui Wilson che si alza in piedi, va a dialogare con Nea Matalla, viene fatto accomodare in panchina da mister Monsignori che placa un pochino le sue rimostranze. Nocera già rimesso in gioco per Bonaccolta, poi Villa. Bonaccolta, possesso di palla già perso dal Real Cornaredo. Cau, lo scambio con Nurki, Eder, Vaccargiu, Eder e poi Nurki, Cau per Eder Ruffine e poi Nurki che ha servito Vaccargiu. Eder, Nurki con la fitta ragnatela di passaggi, si cerca il momento giusto per affondare il colpo, vediamo se lo fa ora Nurki. Eder cercava ancora Cau, nulla di fatto, e nulla di fatto anche per il tentativo di ripartenza da parte del Real Cornaredo con Nocera che non è riuscito ad arrivare in tempo utile sulla sfera. Tanto esce proprio Eder e torna in campo Sergio Rocha per il Città di Sestu. 2 minuti e 10 al termine del match. Vaccargiu, pallone alzato per Nurki che carica il mancino, un po' debole, rimbalza per 2 volte il tiro di Nurki, poi viene intercettato da Vavassori. Qui con calma olimpica riesce in ripiegamento difensivo a toccare di testa all'indirizzo del suo portiere. Ancora Massimo Nurki, pure per lui è stata una stagione importantissima, abbiamo già parlato delle sue dichiarazioni nel corso della settimana. Nurki che è andato a segno 18 volte in questa stagione, uno dei cardini assoluti di questa squadra, l'ex Luparense e Matera tra le altre. Ora Bonaccolta, Villa si propone ancora Bonaccolta, attaccato da Wilson. Nocera alza il pallone, Villa, poi intervento difensivo buono da parte di Cau. 1 minuto e 13 prima di chiudere la stagione, di chiuderla nel migliore dei modi con un'altra vittoria, la 19ª per il Città di Sestu. Deve difendersi dagli ultimi orgogliosi assalti del Real Cornaredo. Qui cerca il numero Casagrande, arriva il fischio arbitrale, calcio di punizione per gli ospiti che non ci stanno allora a rassegnarsi. Proteste mister Monsignori che chiede l'attenzione dell'arbitro perché si vuole fare entrare il terzo portiere della formazione, Mattia Bullitta, con il numero 28, prende posto in campo a 1 minuto e 2 secondi dal termine, va subito a comandare la disposizione della barriera. Fischio arbitrale, parte Bonaccolta, il tocco per Villa, si propone Casagrande, non riesce a completare il passaggio, attenzione alla fuga di Cau che
prova a cercare il varco giusto davanti a Vavassori, viene però rimontato, non riesce a realizzare il gol della definitiva sicurezza a questo punto per il Città di Sesto, anche se ormai i giochi sembrano abbondantemente fatti. 4-2 per il rossoblu a 33 secondi dal termine. Qui lo spunto buono di Casagrande, incrocia col destro, palla che termina a lato, fischio arbitrale, qualche protesta di troppo forse da parte di Vaccargiu, che in precedenza è andato a contatto proprio con Casagrande, probabilmente ha subito un colpo sul naso Vaccargiu. E ora entrambi finiscono sul taccuino dei cattivi del signor De Sogus. C'è stato evidentemente un tocco. Ora non accennano a placarsi gli animi. Una partita questa che non merita sicuramente di terminare con questo siparietto, partita che è stata tranquillissima. È arrivato, come detto, il cartellino giallo sia per Casagrande che per Cau. Entrambi sono usciti. È arrivato anche l'ingresso in campo di Casu con il numero 3 per il Città di Sesto per questi ultimi 25 secondi di incontro. Casu per Rocia. E allora scorrono i titoli di coda sul campionato del Città di Sesto, che con 2 turni di anticipo ha già brindato alla promozione in Serie A2. È stata un'annata davvero trionfale da consegnare e da custodire gelosamente nell'album dei ricordi, non solo per i risultati sul campo brillantissimi, ma anche per tutto quello che è ruotato attorno a questa stagione, a iniziare dai rapporti umani tra i componenti della squadra, tra i dirigenti, tra lo staff. Un clima bellissimo, è stato il vero e proprio punto di forza in questa cavalcata trionfale del Città di Sesto, che dunque sale a quota 60 punti in classifica, conclude così la sua stagione. Primo posto e promozione matematica già acquisita da un pezzo. Queste sono le ultime immagini, gli ultimi fotogrammi della stagione del Città di Sesto. Ora i saluti di rito tra le due squadre, qualche animosità nel finale placata però. E ora Casagrande e Cau che vanno a spiegarsi finalmente con distensione, si danno una pacca sulla spalla, è finita lì. E allora direi di andare a prenderci ancora una piccola pausa dal Paladante di Sesto, ma rimanete su Directa Sport perché tra pochi minuti saremo in grado di offrirvi le interviste ai protagonisti di questo match, dunque rimanete su Directa Sport. Torniamo in diretta da Sesto, sono in compagnia di mister Monsignori per commentare questa 19ª vittoria stagionale. I ragazzi ci tenevano particolarmente a chiudere con un sorriso, ci sono riusciti conducendo anche un bel secondo tempo, direi. Sì, abbiamo fatto secondo me una buona partita, come a mio parere avevamo fatto anche una buonissima partita contro la Med. Veramente il risultato di 2-1 è stato determinato dal portiere, no? Il loro portiere è stato bravissimo. Oggi abbiamo fatto un primo tempo un po' così, ma ci sta il bel periodo, l'ultima partita, però ci tenevamo a fare bene. Nel secondo tempo, complice anche il fatto che gli avversari sono calati un po', perché il primo tempo i nostri avversari hanno messo molta intensità, molta aggressività. Loro sono un po' calati, noi abbiamo potuto poi mettere in campo le nostre qualità nel palleggio e siamo riusciti a vincere e a chiudere in bellezza questa stagione. 2 settimane fa ti avevo chiesto se si era già parlato di rinnovo con il presidente Agus, passato un po' di tempo, ti chiedo se ci sono stati degli sviluppi da quel punto di vista. Parleremo la prossima settimana, lunedì o martedì incontrerò il presidente, ha avuto degli impegni, poi era giusto concludere, no? Giusto concludere prima di parlare, la prossima settimana parleremo e vediamo se troveremo, ripeto, come ti ho detto la volta scorsa, se troveremo un minimo comune denominatore sicuramente continueremo, se no ci lasceremo da grandi amici. C'è stato un momento, ti chiedo, della stagione in cui hai capito che questa squadra ce l'avrebbe fatta, magari non necessariamente legato alle partite, insomma all'aspetto agonistico? Ma io
insieme ai ragazzi ho parlato di questo argomento e credo che la svolta del campionato sia stata proprio la partita di andata contro questa squadra, il Cornaredo. Eravamo sotto di 4-0, giocando una partita brutta, non da squadra. Negli ultimi minuti ci siamo ritrovati con un pizzico di fortuna, con un po' di bravura, siamo riusciti a pareggiare quella partita. Io lì ho capito che avremmo potuto fare una grande cavalcata, lì credo sia scattato un qualcosa nella testa dei ragazzi, lì siamo veramente diventati squadra e da lì poi siamo riusciti ad inanellare veramente un numero importante di successi che ci ha portato oggi a festeggiare. Che rapporto hai trovato tra città e squadra? Che clima si respira in questa città con questi tifosi? Ma guardi, innanzitutto la premessa è che veramente mi hanno accolto benissimo e io mi sono trovato veramente bene. C'è col gruppo, con la città, proprio con questa regione bellissima. I sardi sono un po' come noi umbri, no? Siamo un po' testardi, decisamente permalosi e probabilmente questa assonanza ci ha consentito di legare bene le varie personalità. In ogni caso questa piazza è una piazza bellissima, la gente ci segue molto, abbiamo molti ragazzi del luogo che aiuta, ovviamente aiuta avere molti ragazzi sardi, dà quel senso di appartenenza che poi diventa secondo me fondamentale per poter ottenere risultati. Grazie mille mister, io mi riprendo un attimo, magari sarebbe bello sentire Eder a questo punto prima di chiudere la diretta, se ce lo puoi chiamare. Allora vi ricordo che il Città di Sesto ha battuto per 4-2 il Real Cornaredo nell'ultima giornata del campionato di Serie B di futsal ed ecco che arriva ai nostri microfoni anche Eder Ruffine. Ciao Eder, allora abbiamo raccontato varie volte nel corso di queste telecronache quello che è stato un po' il tuo compito particolare all'interno di questa stagione. Hai iniziato come allenatore e manager, poi hai fatto un passettino indietro in accordo immagino anche con il presidente. Il mister Monsignori ha sempre parlato benissimo di te, ha detto senza le tue qualità umane magari questa stagione non sarebbe finita così tanto bene. Sì, abbiamo iniziato con una prova diciamo per fare doppio ruolo, però abbiamo capito che era un po' difficile perché perdevamo un po' di allenatori e un po' di giocatori, quindi abbiamo deciso insieme alla società di portare il mister ed è arrivato un mister di grandissima qualità che ci ha messo bene in campo. Io da subito mi sono trovato benissimo con lui, ho cercato di dare una mano anche fuori campo per spiegare come erano i ragazzi e ci siamo trovati bene da subito. Per me è stato un piacere enorme conoscerlo e lavorare con lui quest'anno. Per l'anno prossimo hai già fatto un pensierino per la 2 col Sesto? Certo, basta poi metterci d'accordo con la società, però la mia voglia è di restare qua senza dubbi. Sappiamo che continui a lavorare comunque come tecnico nel settore giovanile, allora quali sono i risultati in questa stagione? Allora, nell'Under 21 domani abbiamo la prima giornata di andata dei playoff contro il Cagliari 2000. E stiamo arrivando lontano perché è una squadra molto giovane con la maggior parte che è ancora juniores, ragazzi del 98 che stanno disputando già l'Under 21 e stiamo facendo un buon campionato. Mi fa piacere vedere i giovani in questo sport che crescono così con voglia di crescere e di migliorare. Grazie mille, allora a Eder possiamo andare a chiudere questa diretta dal Paladante di Sesto. Vi ricordo che il Città di Sesto allora ha battuto il Real Cornaredo con il punteggio di 4-2 in questa ultima giornata del campionato di Serie B di futsal. Io ringrazio Andrea Faris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, appunto, e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco